fare? Abbiamo posto questa mattina in una conferenza stampa il problema dei doppi incarichi di molti politici padovani, in particolar modo l'ineleggibilità di Roberto Marcato, che oltre a essere vicepresidente della provincia e oltre a essere segretario provinciale della Lega Nord è membro del consiglio di amministrazione di Interporto, deve dimettersi. Come si è dimesso Massimo Giorgetti, che è stato nominato nel consiglio di amministrazione di Telerete. La stessa situazione di incompatibilità grazie a una norma del governo Monti che ha posto l'incompatibilità tra cariche politiche e amministrative e cariche nei consigli di amministrazione, giustamente, finalmente, spetta a Mario Venuleo, nominato nel SPES di Padova. C'è poi un problema di opportunità politica, abbiamo tante persone che siedono nei consigli comunali e che hanno anche altri incarichi nei consigli di amministrazione. Noi lo opponiamo, le doppie poltrone, i doppi incarichi, questa Lega poltrona che riesce a occupare tutti gli spazi. Lì c'è un problema di opportunità, vale per Luca Litamè che è revisore nell'ULSS 16, c'è un problema non di incompatibilità, non di ineleggibilità, ma c'è un problema di opportunità, e la stessa cosa riguarda Rocco Bordin, che è addirittura commissario dell'ESU. Da tanti anni l'ESU di Padova è commissariato, rendendo impossibile agli studenti, ai docenti, ai dipendenti dell'università di poter partecipare a quel consiglio di amministrazione, perché uno solo decide, il commissario. Noi crediamo che si debba uscire da questa situazione che impedisce ai rappresentanti degli studenti di poter essere rappresentati in quel consiglio di amministrazione. Quindi chiediamo immediatamente le dimissioni di Marcato per ineleggibilità e incompatibilità con il doppio incarico di vicepresidente della provincia e rappresentante nel consiglio di amministrazione di Interporto. La Lega deve diventare un po' meno poltrona e deve assommare qualche incarico di meno.